Oggi il brasato di manzo più morbido che tu abbia mai mangiato. Vieni con me che lo facciamo insieme. Partiamo con la lavorazione delle guance. Le rifiliamo da tutto il grasso e le cartilagini in eccesso. Quando il risultato sarà questo, passiamo alla fase 2. Scottiamo le guance. Saliamo bene le guance ad entrambi i lati. Pentola bella calda, olio e si parte. Una volta ottenuto questo risultato, una perfetta reazione di Maillard da entrambi i lati della guancia, passiamo in teglia. Nel frattempo abbiamo tagliato sedano, carote e cipolla, così grossolanamente, e lo andiamo a rosolare nella stessa pentola dove abbiamo scottato le guance. Abbondanti, mi raccomando. Aggiungiamo concentrato di pomodoro. Una volta rosolato per bene le verdure, andiamo a declassare col vino rosso, abbondante. Portiamo il vino a bollore insieme alle verdure per 2 o 3 minuti, spegniamo e andiamo a unire il tutto alle guance. Aggiungiamo il vino e le verdure alle guance, ricopriamo le guance con dell'acqua, qualche foglia di alloro, un po' di salvia bella profumata, qualche rametto di rosmarino. Ricopriamo il tutto per bene con la carta argentata e andiamo in forno, 185 gradi per 3 ore. 3 ore sono passate, le guance sono cotte, le facciamo raffreddare per bene, le separiamo dal fondo, ci filtriamo il fondo. Una volta filtrato, riaggiungiamo le guance all'interno e le rigeneriamo insieme al fondo. Lo portiamo a riduzione. Mano a mano che il fondo riduce, ci nappiamo la guancia e quando il fondo avrà ottenuto questa consistenza, siamo pronti, impiattiamo. Non esiste brasato senza purè. Mettiamo alla base. E ora andiamo di brasato. Ora mi tocca assaggiarlo. Fidatevi di me, sarà il brasato più morbido della vostra vita.